tecnologia, cultura, turismo e la collaborazione tradizionale. Adesso cominciamo la tecnologia. I cinesi fanno sul serio e la stagione dei grandi investimenti in Italia, conferma il console, è già iniziata, benedetta dal presidente della Repubblica Popolare Xi Jinping, che ieri ha fatto tappa in Sardegna per incontrare il premier Matteo Renzi, ma anche per dare avvio a una serie di scambi economici. Prima di parlare di equilibri diplomatici internazionali, inevitabile il riferimento ai suoi rapporti con Trump, il presidente cinese si è concesso una passeggiata alla scoperta di reperti archeologici e tradizioni, tra eccezionali misure di sicurezza. Possiamo attrarre investimenti, e una dimostrazione è quella di oggi con i cinesi, ma non soltanto con i cinesi. Insomma, possiamo fare le cose. Per la sua missione italiana, seppure non ufficiale, Xi Jinping si è portato appresso ben 100 imprenditori e subito sono iniziati gli scambi. Io penso che in futuro, se trova una buona via di investimento, sicuramente miliardi di miliardi. Le aziende sarde già si preparano allo sbarco nel mercato cinese? Esattamente, ecco, vediamo già i vini imbottigliati etichettati con l'etichetta cinese e infine anche il latte in polvere. Quello per i bambini? Esatto. In Sardegna i cinesi si interessano al grande porto canale di Cagliari, ma si inizia con un centro di ricerca Huawei che annuncia di voler far qui il suo più grande investimento in Europa. Inizia dalla Sardegna lo shopping dei cinesi in Italia? Ma non so se è shopping, al massimo inizia dalla Sardegna, direi il fatto che la Sardegna sarà molto più conosciuta adesso in Cina. Questo ci interessa enormemente perché la Cina è un mercato enorme per due terreni, settori che per noi sono fondamentali: il turismo e l'agroalimentare di qualità, per citarne soltanto due. Nella sua tappa sarda il premier Matteo Renzi ha approfittato per sostenere anche nell'isola le ragioni del sì. Niente annunci da prima pagina, ma un siparietto che ha strappato applausi e risate. Gli unici che avevano previsto l'elezione di Donald Trump erano stati i Simpson del 2000, in un cartone animato dove si immaginava Donald Trump il presidente degli Stati Uniti prima di Lisa Simpson. Pur avendo una grande autostima, non credo che mi abbiano scelto perché mi ritenevano il più bravo. No, signora, lei smetta.